Le nuove schede ospedaliere con la riorganizzazione completa della sanità veneta, così come voluta dalla Giunta di Palazzo Balbi, sono arrivate in quinta commissione con le audizioni dei direttori generali delle ULSS, la conferenza dei sindaci e sindacati e quella che si prospetta sembra essere una dura lotta per la provincia di Treviso a suscitare le perplessità dei cittadini e non solo, è soprattutto il caso di Castelfranco con il declassamento dell'ospedale. Il rafforzamento dello IOV, è la critica che viene mossa, non deve avvenire a scapito di altri reparti generalisti come le chirurgie che perderebbero oltre 100 posti letto, spiega l'assessore regionale alla sanità Lanzarin. Noi non vogliamo e non possiamo penalizzare nessun territorio, soprattutto l'utenza, quando parliamo di sanità e di salute. È chiaro che oggi dobbiamo riorganizzare in base, e ci ripetiamo, ai numeri e i parametri del DM70 del 2015, in base a quelle che sono le esigenze, all'evoluzione che c'è stato nel campo sanitario e della medicina, e oggi, ahimè, anche un altro problema che noi dobbiamo affrontare è quello della carenza dei medici. Attaccano le opposizioni. Come stanno le cose ce lo stanno raccontando i cittadini, i comitati, ma anche i professionisti, i sindacati dei medici, le associazioni di volontariato. Noi in questo mese abbiamo incontrato davvero molti di questi protagonisti della sanità di tutti i giorni ed è la situazione molto diversa da come ci viene raccontata. E sulla specifica situazione del San Giacomo è intervenuto il direttore generale dell'ULSS 2. È un ospedale a due gambe, Montebelluna, Castelfranco, col supporto dello IOV che farà l'area chirurgica, che seguirà l'area della gastroenterologia, dell'urologia e dell'oncoematologia e la chirurgia generale. Io credo che comunque le risposte ai cittadini riusciremo a darle in toto.